Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia con i nostri ospiti FNP CISL del Veneto, ma non soltanto, perché quest'oggi ci dedicheremo a parlare di un argomento che richiede la vostra attenzione, molto importante, ovvero la sicurezza delle persone, degli anziani anche in particolare, perché magari possono essere più fragili perché scelti, diciamo così, dai grandi truffatori, dai piccoli truffatori abituali per poter perpetrare ai loro danni delle truffe, dei raggiri, delle situazioni veramente dannose, ma un po' in generale tutti quanti noi. Bisogna stare attenti, non si sa come mai, però in modo particolare nel periodo delle festività c'è una forma di recrudescenza di questi fenomeni anche online, e siccome molte persone che stanno a casa, voi che ci seguite, chiamiamoli così, anziani, utilizzano questo strumento anche perché è comodo e tante volte fa anche compagnia, attenzione a quel che può arrivare, perché ci possono essere dei capestri e delle mail molto pericolose e dannose per le nostre tasche, ma non soltanto. Allora, per parlare e affrontare queste questioni abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Paola Modesti dell'FNP Padova di Rovigo. Ben arrivata qui con noi. Grazie. E poi Francesco Lipari, ben ritornato, segretario regionale Veneto, COISP Veneto, sindacato di polizia Buongiorno ai telespettatori e alle telespettatrici. Ben arrivato. Allora, io direi di incominciare con lei, segretario, che così può inquadrare le varie situazioni, le varie fattispecie, poi andiamo nel merito invece con la segretaria dell'FNP per vedere tutto quello che viene fatto, come ci si attiva, ma potete naturalmente interagire tra di voi. Cosa sta succedendo? Recrudescenza sembra di alcuni fenomeni, e a chi si rivolgono in particolar modo? Allora, recrudescenza. Se guardiamo i dati, le cosiddette statistiche, possiamo vedere che i dati possono apparire in calo rispetto a prima della pandemia, ma uno dei dati che sicuramente va visto è il fatto che abbiamo avuto un periodo di lockdown e quindi nel lockdown le persone non si potevano muovere, quindi di fatto questo fenomeno si è sensibilmente abbassato. Ma se si è abbassato magari in parte quello porta a porta, come le persone lo conoscono, è sicuramente aumentato l'aspetto invece per quanto riguarda tecnologico, ovvero attraverso tutti gli strumenti che noi utilizziamo, quindi computer, cellulari, tablet e via dicendo. Perché? Perché attraverso questi strumenti è molto più facile per i truffatori riuscire a raggiungere le persone e quindi a fare in modo che queste persone in qualche maniera clicchino, perché oggi basta un click per trovarsi in un mondo dove nessuno si immagina di trovarsi, perché ricordiamo bene che una persona è con questo telefonino oppure con il computer a casa, seduto sul divano oppure sulla sedia, comunque sta in un contesto di assoluta tranquillità e sicurezza e non immagina che facendo quel click si apre un mondo a lui completamente sconosciuto che, bene che gli vada, gli porta via dei soldi. Esatto, tra l'altro lei ha detto una cosa, recrudescenza o meno, attenzione perché poi tutto dipende, i dati a voi arrivano una volta che c'è la denuncia. Per cui se, come vale molte persone, come ci raccontano associazioni di consumatori, molti non hanno il coraggio di denunciare, lo raccontano poi a bassa voce perché si vergognano, voi non ne venite a sapere nulla, comunque non avete dati testuali, quindi questa è un'altra situazione. Esatto, abbastanza... questo è un aspetto ancora più importante che va assolutamente sottolineato e va spiegato a tutte le persone. Nel momento in cui si subisce una truffa o comunque accade che una persona mi entra in casa e mi porta via l'oro perché mi racconta che è contaminato o che chissà che cosa raccontano per carpire la buona fede delle persone, il diversamente giovane, perché mi piace chiamarlo così, è portato magari a non raccontarlo ai figli perché si vergogna di essere in qualche maniera stato truffato nonostante gli sia stato spiegato più volte che deve diffidare dagli estranei. Ma se il reato è stato commesso è ancora più grave che non venga denunciato, perché la denuncia mette in moto un meccanismo che permette alle forze dell'ordine di operare degli accertamenti, delle indagini al fine di raggiungere colui che per professione fa questi reati. Quindi non fate entrare in casa nessuno a questo punto, perché diciamo, siamo in una società civile, per venire a trovare una persona basta un colpo di telefono, tutti hanno il telefono, il cellulare, a meno che non sia il figlio o la figlia che hanno la chiave di casa o che so io la badante, o in casa non bisogna far entrare nessuno adesso, è pericolosissimo. Allora, il discorso è
questo: c'è nel libero mercato, ci sono delle persone che si presentano, sono nei campanelli, sono i cosiddetti venditori di libero mercato di tutti quei servizi tipo energia elettrica, gas e quant'altro. Ora il problema qual è? Siccome queste persone non le conosciamo, pur avendo dei tesserini, sappiamo che molti hanno dei tesserini che non corrispondono poi ai gestori che autorizzano questo tipo di vendita, il consiglio qual è? È quello di evitare assolutamente e di far sì che queste persone al limite contattino i familiari o vengano in un momento in cui in casa c'è qualcun altro oltre all'anziano, perché la necessità e l'impellenza di cambiare un contratto, sia esso della luce che del gas, non è un fattore così predominante per il buon andamento della famiglia. Quindi il fatto che un anziano decida di far entrare in casa una persona che gli cambia il contratto, che comincia a chiedergli tutta una serie di informazioni che magari non è in grado di fornire e gli vengano carpite, mette in moto magari quei famosi meccanismi di cambi di contratto che poi per ritornare a dove eravamo prima o comunque per disdire richiedono dei tempi abbastanza celeri e quindi si rischia di trovarsi con un problema. Se va sempre bene che colui che si presenta mi vuole cambiare il contratto, se invece colui che si presenta sotto mentite spoglie, rischiamo che magari distrae la persona, la fa andare in un'altra stanza, porta via denari, porta via oggetti e quindi quello che secondo me è importante far capire all'anziano è che non deve sentirsi in qualche maniera, non deve vergognarsi se questa cosa è accaduto, deve a mio giudizio fare due cose importanti. La prima, diffidare di chiunque, perché anche se si presenta qualcuno che dice sono della polizia, sono dei carabinieri, fare una telefonata al 113 o al 112 per chiedere se è vero che la persona che è fuori dalla mia porta è un appartenente alle forze dell'ordine non costa niente, ci vuole un minuto. Se la sala operativa, se la sala operativa conferma che quello fuori è un appartenente alle forze dell'ordine, anche l'appartenente fuori non ha problemi di aspettare 5 minuti, perché male non fare, paura non avere. Quindi bisogna che ognuno di noi capisca che non dobbiamo pensare che viviamo in un mondo dove dobbiamo temere tutto, però la minima accortezza ci evita poi di cadere in un secondo momento in una situazione di frustrazione perché ci sentiamo stupidi nell'essere caduti nella rete dei truffatori. Quindi, e questi fatti accadono? E questi fatti accadono, purtroppo accadono. Segretaria, voi cosa riscontrate? Perché voi siete anche un po' il ricettacolo poi delle confidenze di persone che sono incappate in queste situazioni, no? Dopo ne racconteremo altre, ci racconterà altre casistiche. Magari fosse più, molto di più questo confidarsi, però il discorso è questo, che noi come FNP al di là di consigliare o comunque di collaborare con le forze dell'ordine e con le istituzioni locali, che questo va ribadito, premesso questo, noi diciamo anche che non bisogna, come dire, la gente non si deve sentire criminalizzata, non si deve sentire colpevole, non si deve sentire la paura oppure la vergogna, come si diceva. Per tutto questo noi, questo è anche il nostro compito, di aiutare le persone che si rivolgono a noi e comunque chi ne ha bisogno, di avere la giusta informazione su certe cose che hanno bisogno di sapere. Giusta informazione, magari appunto il giusto comportamento, di come tenere in caso si venga colpiti da questi terribili eventi, ma in maniera, diciamo, non drammatica. Ecco, questo tengo a sottolineare, perché si riscontra una paura, diciamo così, giustificata ma eccessiva, perché poi il tutto, le persone, specialmente anziane, si rinchiudono in casa, non hanno più contatto con l'esterno e quindi la loro qualità di vita diventa veramente pesante.
Ecco, per evitare queste situazioni, segretario, chiedo a lei, quindi questa paura incondizionata che può provocare anche appunto una chiusura, quali sono le accortezze, quindi quali sono queste principali truffe che voi riscontrate, che vengono denunciate e quindi voi riscontrate, come agiscono i truffatori, come dicevo, si presentano anche, perché uno si immagina il pezzente che arriva lì, cioè vestito, invece allora, diciamo che quando si presentano a casa, le persone che si presentano a casa e vogliono in qualche maniera portare via qualcosa alla persona hanno un atteggiamento sicuramente di persone per bene, sono vestiti bene, sorridono, hanno una voce che non è mai troppo alta, mai troppo bassa, comunque cercano in qualche maniera di mettere la persona che hanno di fronte a proprio agio, perché mentre loro sanno cosa vogliono, la persona che hanno davanti è una persona ignara che si è sentito suonare il campanello, apre la porta e, come diceva giustamente la segretaria del sindacato, le persone poi in qualche maniera, se sono da tanto tempo a casa, scambiare due parole con qualcuno è sempre positivo, anche perché loro cercano proprio di mettere a loro agio queste persone, anche perché magari hanno potuto osservarle per giorni o comunque hanno potuto avere informazioni sulle abitudini di vita, sugli spostamenti, cioè viene fatta un'attività vera e propria per raggiungere l'obiettivo, che è quello di o portare via soldi preziosi o di in qualche maniera truffare la persona che hanno davanti, magari poi portandolo in banca, facendogli fare un prelievo, cioè sono molte le attività che chi delinque può mettere in atto per raggiungere l'obiettivo, e le persone che hanno davanti, ripeto, questa è la cosa importante, sono delle persone che ignorano che cosa gli sta accadendo. Quindi... Però reagire con violenza, perché magari ci può essere qualcuno che può essere pericoloso. Non è mai conveniente. Esatto, allora non conviene mai reagire, perché anche se la persona si rende conto che sta subendo una truffa o gli stanno portando via, se innesca una reazione fisica di violenza rischia che basta spingere un anziano a terra e i danni che si fanno sono molto peggiori rispetto ai danni materiali che in quel momento sta subendo. Però ripeto, la recrudescenza della violenza vera e propria non è un dato in crescita o un dato che preoccupa, perché l'obiettivo di queste persone è di perpetrare questo tipo di attività il più spesso possibile, evitando di creare quell'allarmismo sociale che poi porta a un'attività molto più forte, che quindi ad assicurare queste persone alla giustizia. Quindi quello che è importante è che ci sia una socialità. Concordo con quello che diceva la segretaria del sindacato, gli anziani non devono chiudersi in casa pensando che fuori di casa c'è un mondo a loro ostile o sconosciuto, devono solo adottare degli accorgimenti, come dire, quando attraverso la strada devo guardare a destra e a sinistra perché altrimenti rischio di rimanere investito, allora non è che non esco perché sennò mi investono, non esco col presupposto di rimanere investito, altrettanto se qualcuno mi avvicina, se qualcuno mi chiede qualcosa, non devo dare informazioni, non mi devo fare accompagnare, non devo mettere colui che in qualche momento in qualche modo si approccia a me, perché la persona che lo fa potrebbe avere delle ragioni diverse rispetto a quello che mi dice. Lo so che questa è una cosa negativa e brutta da dire, perché in una società si vorrebbe che ci fosse comunque coesione, che ci fosse spirito di collaborazione, e poi l'aiutare l'anziano è qualcosa che deve rientrare nel presupposto di ognuno di noi, ma siccome tra le pieghe si infiltrano persone che hanno delle ragioni recondite, bisogna spiegare a tutti gli anziani che la loro vita deve essere regolare, basta semplicemente che adottino degli accorgimenti, e se qualcuno gli dice mi devi dare questo, mi devi dare quello, se ho timore chiamo il 113, chiamo il 112, una telefonata a una sala operativa che fa avvicinare una pattuglia non è un danno o far perdere tempo alla pattuglia, perché ripeto, una persona anziana che subisce una truffa, subisce una rapina, subisce un furto, ha delle conseguenze psicologiche che vanno ben oltre il danno in sé, e rischiamo di cadere appunto nella chiusura, nel rimanere chiusi dentro casa, perché riteniamo che quel posto sia il posto più sicuro. Però qui può scattare la seconda fase che abbiamo detto prima di quelli che possono essere i reati, ovvero quelli che avvengono nel tablet e nel cellulare che dicevo prima. Oggi va molto di moda, purtroppo, un tipo di reato che si chiama phishing, cioè che prendono la persona all'amo. Perché cosa fanno? Loro mandano a migliaia e migliaia di persone delle immagini, copiano, per dire, non so, il portale di Facebook piuttosto che della nostra banca, loro copiano
questi portali esistenti e li mandano a queste persone attraverso la mail e gli chiedono di fornire delle indicazioni cliccando. Cosa succede? Molte volte le persone, immaginando di parlare con la loro banca, ok, cliccano e quindi parte qui, in questo momento, il vero e proprio reato, e quindi accedono ad un portale che non esiste, che non è quello della banca, ma è quello dei malintenzionati, che la prima cosa che fa chiede password e username. Ok, con password e username si può entrare nel conto? No, non si entra nel conto. Quindi non è che dando password e username, ma cosa fanno? Dall'altra parte ci sono delle persone pronte a intervenire, cosa fanno? Chiamano il soggetto, ricevute le password, chiamano il soggetto perché hanno il numero di telefono nostro, perché hanno mandato una mail e quindi di noi conoscono qualunque dato. Chiamano il soggetto e gli dicono: guarda che in questo momento ti stanno portando via 5.000 euro dal conto corrente, quindi la persona, temendo che questa cosa stia accadendo, entra nel conto. Dice dammi subito la password per entrare nel tuo portale della banca. Nel momento in cui la persona dà questo dato, che è quello che è la chiave per aprire la vera porta del mio conto online, il gioco è fatto, ok? Ma lo fanno come? Innescando un meccanismo di paura, perché se a una persona, ripeto, che è ignara, che è a casa, che apre le sue mail, che apre il suo messaggio SMS, perché adesso li fanno via SMS, via WhatsApp, via mail, apre questo messaggio, vede questa cosa, entra, una volta che ha fatto click, è da quel momento che iniziano i veri problemi e si arriva fino alla fine di fornire la chiave di accesso. Cosa bisogna fare? Bisogna immediatamente chiudere la comunicazione e chiamare il numero verde o il numero della banca che io ho già nella mia rubrica, non chiamando il numero da cui sono stato chiamato, perché se io chiamo quel numero continuerò a dare ragione a colui che dall'altra parte sta perpetrando la truffa. Quindi la persona deve capire che la banca non mi chiama via SMS, non mi chiama via mail, adesso sto dicendo la banca, ma ci sono 1000 modi, ok? Devo contattare io attraverso i numeri che già dispongo la mia banca o il mio provider, comunque qualunque sia il servizio che in quel momento mi ha contattato, e comprendo subito che coloro che mi hanno chiamato mi volevano fare una truffa. Non si è perpetrata la truffa fornendo l'username, perché con l'username non si fa niente, è come con l'IBAN, ma nel momento in cui l'interlocutore dall'altra parte riesce ad avere la mia password, accede al mio conto e da quel momento fanno bonifici velocemente per evitare di essere bloccati, e intanto i soldi se ne sono andati. Quindi, infatti questa è una situazione che si sta creando, che io l'ho scoperta anche personalmente proprio qualche tempo fa, non tantissimo, e gira molto questa cosa, e in effetti anche io, cioè, per la verità, quando trovi un messaggio sul telefonino, è in atto un'operazione di prelievo, e chiama qui se vuoi saperne di più, perché questo è il testo del messaggio. Al momento, cioè, non è facile a dire ma come, cosa stanno facendo, e dopo invece bisogna arrivare a capire e adesso appunto anche a riuscire ad informare che non devono assolutamente, io l'ho cancellato subito, deve essere cancellato, e quello che è più importante è appunto chiamare la banca, cioè assolutamente con il numero che si ha. Sì, no, ma sono cose sofisticate, molto pericolose, ma purtroppo sono fatte da professionisti. Questo è il problema vero di questa gentaia qua. Viene chiamato phishing perché loro mandano a migliaia e migliaia di persone questo messaggio, infatti, quindi tra migliaia di persone qualcuno che ci cade perché è impegnato, perché lo fa, perché si fa prendere dalla paura, lo trovano. Quindi loro poi si focalizzano su quel soggetto che ha fatto quel famoso click che ho detto all'inizio della puntata. È il click che metti in moto, perché se uno lo cancella o comunque anche dopo aver fatto il click capisce che, perché loro cosa fanno? Giocano sulla questione anche visiva, per cui la persona che ha davanti il telefonino vede poi l'immagine della sua banca o vede più o meno gli stessi caratteri che riceviamo quando noi facciamo un'operazione, perché quando noi facciamo l'operazione la banca, se uno vuole, manda o un messaggio o manda una mail dove dice tu hai fatto un'operazione di X, ma l'ho fatta io e quindi lo so. Loro copiano tutti questi sistemi, li fanno apparire più possibili uguali per portare la persona a credere che effettivamente sta interagendo con la sua banca, o sta interagendo con Facebook, sta interagendo con Instagram, sta interagendo con tutti quelli che sono ormai il mondo virtuale. Ma
È quando chiedono di cliccare, quando chiedono i miei dati, che le persone debbono far accendere la lampadina, perché la mia banca non può chiedermi, la banca o altri soggetti, non può chiedere i miei dati, perché li ha già i miei dati, quindi hanno anche il modo per bloccarlo e per mettermi in allarme, ma certamente non attraverso un operatore che mi chiede una password che non dobbiamo dare a nessuno. Questo lo dico e lo sottolineo, perché la password è la chiave virtuale per entrare a casa nostra. È come se uno suonasse il campanello e io lo faccio entrare, è la stessa identica cosa. Ok, solo che virtualmente parlando poi la persona non vede, perché ripeto, ha davanti il suo telefonino, quindi tutto quello che vedi intorno al telefonino è casa sua. Però intanto mi sono entrati in casa, perché sono entrati nel mio conto o sono entrati nel mio profilo Facebook, ne creano uno falso e poi mandano in giro e chiedono soldi o comunque fanno delle operazioni con i miei dati, perché gliel'ho forniti io, quindi i dati sono veri. Okay. Una forma di educazione, questo adesso che questi moniti che sta dicendo il segretario Sacrosanti, frutto anche di esperienza nel lavoro eccetera, ma una formazione, un aspetto anche solidaristico da parte del sindacato c'è? Allora, come formazione e come informazione stiamo purtroppo questo periodo del lockdown ci ha bloccati tutti, però era già in atto altre assemblee che abbiamo fatto nei territori di tutto il Veneto con i carabinieri, quindi invitando le forze dell'ordine. Invitando le forze dell'ordine, ed erano molto partecipanti, e quindi questa è una forma di informazione diretta in modo e hanno servito. Adesso anche attraverso questa trasmissione o comunque altre cose che andremo a fare, io ho visto comunque, cioè c'è una cosa da tenere in considerazione, dare degli input per non fare alcune cose, tipo quello di non rispondere sia al telefono, di quello appunto di non cliccare eccetera eccetera, cose un po' anche semplici che possono entrare nella testa, senza come dire, sì, abbiamo di fronte e si sa e lo devono sapere dei professionisti proprio all'ultimo coso, perché sono informatissimi e sono proprio degli specialisti. Noi non siamo in grado di tenerli, però certi accorgimenti bisogna adottarli. C'è un fondo che voi avete di solidarietà, vero? Sì, nel caso in cui si venisse appunto colpiti da questo evento fastidioso, all'iscritto della FNP c'è un contributo solidaristico in base a quello che eventualmente per i furti soprattutto. Furti, scippi, furto con destrezza anche all'interno dell'abitazione, c'è un fondo con un massimale di quanto? Di 250 euro, però naturalmente dipende da quello che viene portato via. C'è una cifra, per esempio se ci sono soldi in contanti fino a un massimo di 150 euro, poi ci sono anche dei rimborsi se perdiamo la carta d'identità, la patente di guida, il furto del cellulare. C'è una forma di assicurazione, insomma, che quindi fa parte dell'assicurazione che un iscritto ha appunto aderendo. Sì, prego. Non so se posso dirlo adesso. Adesso perché siamo in chiusura tra poco. Ecco, allora il discorso che volevo sottolineare è anche quello di citare lo strumento del telesoccorso. Perché? Perché comunque è stato riscontrato, il telesoccorso è uno strumento che adesso è a carico, diciamo così, dei distretti sanitari, che però è collegato a una centrale. Ma bisogna avere il telefono fisso? Sì. Questo è un problema. Ecco, il telefono, infatti noi cerchiamo di informare anche su questo finché non si adotterà il sistema, perché prima o poi dovrà venire fuori un sistema che si può fare anche con il cellulare, però
noi avvisiamo che si può avere questo telesoccorso che può servire per tante cose ma anche per la loro sicurezza, certo. Perché abbiamo riscontrato, e comunque nel momento in cui non so, c'è qualche movimento di notte oppure c'è qualcuno in casa, cioè il fatto di premere il bottone o anche per finta magari, non so, e dire guardate che in casa c'è qualcuno eccetera, chi eventualmente riceve il messaggio può essere allertato. Sì, sente appunto che stiamo chiamando qualcuno e di conseguenza può essere un deterrente e farlo. Quindi è uno strumento molto valido e gratuito, e quindi su questo bisogna che però venga attivato anche con i cellulari, perché ormai molti anziani hanno dato disdetto al telefono fisso, ma infatti, perché costava la linea fissa. Lo so, infatti quindi, quando ce lo chiedono diciamo aspettate un attimo, perché comunque sì, è una spesa in più, ma di conseguenza non vi dà la possibilità di avere questo strumento che per noi sicuramente, sinceramente è molto Siamo in chiusura. importante. Chiedo anche a lei, segretario, un'ultima cosa, ultimissimi consigli in sintesi, perché poi ci possono essere anche gli scippi, ci può essere la persona che viene seguita quando va a ritirare la pensione oppure quando è in casa, insomma ci sono varie situazioni. Che accortezze bisogna avere? Velocissimo. Quello che ho detto, bisogna assolutamente sapersi guardare intorno, evitare di dare informazioni a persone che non conosciamo. Informazioni, questa è un'altra cosa importantissima. E se abbiamo dei dubbi oppure se crediamo di essere seguiti, di entrare in un esercizio pubblico in maniera tale di essere insieme ad altre persone e allertare le forze di sicurezza, chiamare la polizia, chiamare i carabinieri, cioè fare immediatamente qualcosa per non rimanere isolati o avvicinati e poi portati magari a fare cose sbagliate. E la cosa che raccomando sempre a tutte le persone, perché anch'io ho una mamma, anch'io ho una suocera, è quello di raccontare anche fatti banali, perché a volte da un'informazione banale si può capire che sta succedendo qualcosa che ha uno scopo sicuramente non a vantaggio della persona ma a suo danno, quindi poi, comunicare tutto. Diceva, si sentono rumori strani in casa, a volte gli anziani che sono a casa sono molto attenti, vedono una macchina che si apposta sempre alla stessa, strani movimenti, sono i primi segnalatori, no? Esattamente, comunicare dei dati è sempre utile. L'importante è comunicare appunto questi dati, queste informazioni, senza arrivare a un, come dicevo anche prima, a un eccessivo allarmismo. Però un giusto allarmismo ci deve essere, perché sennò... sì, ma un eccessivo no, più di qualcuno ci sta marciando su questa cosa e non va bene. Diciamo che ultimamente, negli ultimi anni, tra l'altro questi episodi sono diminuiti, comunque le denunce, guardi le denunce. No, comunque sì, no, sono diminuiti come furti in casa, però comunque sono sempre importanti. Dobbiamo dare fare grande attenzione sostanzialmente, grande attenzione e informare, e dare quello che è necessario per poter difendersi. Polizia. Siamo in chiusura, grazie, ringrazio il segretario di essere stati qui con noi, tanto Coispo quanto dall'FNP CISL, ringrazio voi di averci seguito, quindi informate gli organi di polizia, i carabinieri, insomma telefonate, poi naturalmente se avete dei dubbi ancora comunque chiamate le sedi dell'FNP CISL che sapranno consigliarvi al meglio. Grazie ancora, buon proseguimento, la puntata la potete vedere naturalmente sul nostro sito internet.